Ma sono tutti dati che riguardano la città e la Sicilia in grave perdita. Io aggiungo ai dati che lei mi dà, ne aggiungo altri, che negli ultimi 10 anni circa 20.000 laureati nell'Ateneo catanese sono andati a lavorare fuori dall'Italia e che negli ultimi 5 anni 10.000, l'Ateneo catanese perde circa 10.000 iscritti. Ecco, questo è un dato emblematico. L'università è uno dei motori importanti per cui probabilmente la qualità dei servizi non corrisponde alle aspettative dei nostri ragazzi, quindi vanno fuori anche per studiare. È chiaro che non c'è ripartenza per qualsiasi paese al mondo che non punta appunto sui settori dell'istruzione e quindi dell'università, che sono ovviamente quelli che formano e che consentono che ai ragazzi di diventare classe dirigente. Una classe dirigente deve sostituire quella attuale, noi invece abbiamo ancora quelli del Novecento e i ragazzi vanno via.